Amici, ben trovati in nuova puntata di E-Pro-Die. Quest'oggi siamo a Olbia, siamo esattamente al Molo Brin di fronte al museo, perché qui ci sarà la seconda edizione di un grande concorso, un concorso cinofilo che vedrà protagonisti, devo dire, decine e decine di animali, di animaletti, di cagnolini. Noi siamo in compagnia di colei che rappresenta Animal Shop, organizzatrice di questa manifestazione. Siamo in compagnia di Silvia Russu. Buongiorno, ben trovata, ciao. Ciao. Insomma, una seconda edizione importante, un secondo anno che vedrà protagonisti voi, ma soprattutto tutti i vostri ospiti. Esattamente, dopo il successo dell'anno passato abbiamo deciso di riproporre questa manifestazione con appunto il riscontro del pubblico, dato che vengono molti bambini accompagnati appunto dai loro cagnolini, quindi piace molto e abbiamo deciso di rifarla. Speriamo anche il prossimo anno di riproporre di nuovo a Olbia una manifestazione del genere. Lo speriamo di cuore, ma io ti faccio subito una domanda. Tu sei nata in mezzo agli animali, perché comunque voi avete un negozio di animali, credo, da quando tu sei nata. Sì. Hai iniziato la tua vita insieme agli animali? Sì, insieme in modo particolare ai cani e ai gatti, perché noi ci occupiamo di cinofilia e quindi fin da piccola, fin da quando avevo 8 anni, ho sempre convissuto insieme ai cagnolini e ai gatti. Però ascolta, mi hanno detto che tu ultimamente non è che stai vivendo molto con gli animali, perché con il fatto che studi, che frequenti l'università, ultimamente sei sempre molto in viaggio. Qualcuno mi ha detto, è quasi sempre in Spagna. Sì, ma anche in Spagna ho avuto modo di frequentare cani. Ci stavo arrivando, ma i cagnolini spagnoli come sono? Sono uguali ai cagnolini italiani, solo che rispondono ai comandi in spagnolo. Ah, ecco, quindi tu non puoi parlare con un cagnolino, quindi i cani capiscono comunque quando gli parli? Il gesto lo capiscono, se dico vieni qui il cane si avvicina, perché comunque il gesto è importante. Naturalmente, ad esempio, il mio cane Pablo, che è un pincher, quando gli dico andiamo capisce, se gli dico vamos non capisce. Ah, ecco, ma quindi gli animali capiscono il linguaggio? I cani possono capire, credo, all'incirca 100 parole. Ma dai! Sì. E quindi le prime parole che hai insegnato al tuo cane quali sono state? Andiamo. Pipì. Per fare la pipì? Per fare la pipì. Cosa gli ho insegnato? Cioè tu gli dici pipì e lui dice bene, andiamo? Sì, e lui non dice andiamo, però si avvicina al guinzaglio e... Anche perché non sa parlare, ascolta. No, sa parlare, abbaia, è il suo modo di parlare. E tu capisci il linguaggio? Certo. Cioè, secondo di come abbaia? Sì. Ma dai! Sì. Insomma, quindi c'è tutto un linguaggio degli animali, si parlerà molto di animali quest'oggi, ma se ne parlerà anche per sottolineare certi aspetti poi degli animali. Il fatto che comunque i cani, comunque i gatti devono imparare in questo caso anche a condividere, a vivere con l'essere umano, ma soprattutto bisogna imparare, questo lo diciamo a quelli cattivelli che abbandonano i cani, che i cani non si abbandonano mai. I cani non si abbandonano mai e soprattutto d'estate. Non abbandonateli per strada, perché il rischio che vengano investiti o che comunque muoiano di sete o di fame è maggiore, quindi non abbandonate i vostri cani. Allora ti faccio un ringraziamento per averci invitato, è stato per noi un piacere, continuate a godere di queste immagini. Viva gli animali, viva i cagnolini, viva Animal Shop in questo caso, che ha organizzato questa seconda rassegna cinofila qui a Olbia. Intanto noi continuiamo a parlare di cagnolini, siamo con Valentina, Zomi Agility Dog. Ma tu stai aspettando un pargoletto? Quanti mesi? Pargoletta, quanti mesi? Quasi 6. Quasi 6. Fammi capire, adesso che avrai una pargoletta continuerai a frequentare anche il mondo animale? Certo. La prima cosa che insegnerai a tua figlia, quale sarà? In riferimento naturalmente agli animali. A saper trattare bene gli animali. Ecco, ma quanto è importante trattare gli animali, insegnargli anche tutte queste belle cose? Prima di tutto si vive il cane non come il solito cane da pastore tenuto legato all'albero, ma come un compagno di tutti i giorni. Quindi si insegna a essere educato, a poterlo portare da tutte le parti.
e naturalmente i bambini è una cosa che a me sta a cuore, perché comunque bisogna insegnare ai bambini come comportarsi con gli animali, evitare i morsi, evitare tutte queste cose qua, insegnare come avvicinarsi a loro, eccetera eccetera. Sai, ultimamente si parla tanto, hai visto anche in televisione, proprio in questi giorni nei telegiornali nazionali, si parla tanto di animali che purtroppo morsicano dei bambini, ma questo da chi dipende? Dall'animale che nasce in cattività o non lo so, oppure dai propri... Ci sono tanti fattori. Il primo è non aver fatto conoscere al cane nei primi mesi di vita i bambini, quindi non li riconosce come un padrone, ma li riconosce come una preda, e quindi molte volte attaccano i bambini per quello. I bambini soprattutto hanno paura dei cani e quindi scappano. I cani, vedendo il bambino scappare, attaccano. Ecco, ma a me non mi è mai capitato però che un cane mi aggredisse o che un cane insomma mi ricorresse. Tu sei stato bravo, non sei scappato, non hai inviato segnali di paura. Ah, quindi il cane comunque se sente dei segnali di paura automaticamente... Il cane parla con il proprio fisico. Cioè tra loro si mandano segnali fisici e da questo infatti chi studia la cinofilia sa come le posture e tutto quanto per poter approcciare il cane. Ecco, allora, parliamo anche di queste manifestazioni. Quanto sono importanti poi queste manifestazioni ai fini della conoscenza in riferimento ai bambini ma anche ai grandi, per chi ama i cani ma soprattutto per chi, che so, magari non ha mai avuto un cane o non ci ha mai avuto a che fare. Per sensibilizzare appunto la gente, per poter far vedere cosa si può fare col proprio cane, non per poter partecipare alle gare o che cosa, ma solo per passare anche una volta, un giorno a settimana col proprio cane, all'aria aperta, divertendosi, giocando, e tutte le cose belle dopo arrivano da sé. Allora via 3 consigli per coloro che hanno un cagnolino. Primo consiglio. Appena prendete il cagnolino rivolgetevi a un istruttore cinofilo, quindi a un campo di addestramento. E secondo... Aspetta, ma il campo di addestramento poi da condividere con il proprio padrone oppure... Certo. Ecco, cioè il papà e la mamma del devono cagnolino accompagnare il ecco, proprio cane. quindi devono imparare a loro volta? Sì, okay. In questi campi di addestramento si insegneranno tutte le cose di educazione e a socializzare con bambini, con cani, con tutto. Secondo consiglio. È un impegno grande, quindi se non siete pronti non prendetevi un cane. Quindi mi raccomando, non fate come fanno quei cattivelli che prima prendono un cane e poi magari insomma qualcuno li abbandona anche. Sì, non facciamo queste cavolate, riferimento a lui sa chi. E terzo, vivetevi il proprio cane serenamente, senza problemi. Se avete dei problemi ci sono le persone che vi aiutano. Ascolta, a me mi è capitato proprio da poco, ecco la domanda che ti ho fatto iniziale, cioè ho visto che insomma tu sei a 6 mesi della tua bambina che fra un po' nascerà, se continuerai a frequentare gli animali, tu hai detto assolutamente sì, la prima cosa che gli insegnerai, hai detto? Saper amare gli animali. Ecco, quindi a tutti coloro, siccome ho sentito da poco una mia amica che insomma sta per aspettare un bambino con il proprio marito e mi diceva sai io ho un cagnolino, c'ha 2 anni, ho paura che magari possa, che so, anche crearmi dei problemi col bambino, cosa mi puoi dire? No, assolutamente no. Certo, bisognerà curare l'igiene per il bambino piccolo, ma secondo me, io ti parlo per esperienza, sono nata e cresciuta in mezzo agli animali e come vedi sono sana e a posto. Bene, e allora viva gli animali e noi continuiamo con la nostra manifestazione e viva i cagnolini e viva Zomi Agility Dog di Olbia, perché siamo sempre a Olbia, siamo qui fronte museo Molobrin, qui ragazzi stiamo vivendo veramente delle grandi esperienze con questi bellissimi animali.